Muniti di rastrelli, sacchi neri e attrezzature di vario genere, dei volenterosi cittadini si sono messi al lavoro per ripulire il parco di Villa Querini a Mestre, nell'ambito delle iniziative per contrastare lo spaccio e il degrado e riappropriarsi del proprio territorio. Abbiamo praticamente raggruppato veramente molte foglie, molti rami spezzati, siringhe, bottiglie e quant'altro. Ci sono sempre dei personaggi che qui bivacano dalla mattina alla sera, comunque visto la nostra presenza se ne sono andati, poi sono anche ritornati, però diciamo che se il parco viene frequentato questi personaggi appunto se ne vanno. Un'iniziativa che replica quella del parco di Via Torre Belfredo e che prende vita in occasione del mercatino speciale il prossimo 10 marzo. Sarebbe però necessaria più collaborazione. Io credo che perdere un'ora di tempo, 2 ore su una volta ogni mese, penso che non sia una cosa, non sia un impegno così pesante. Ecco, questo io partecipo perché mi sento cittadino mestrino e ho voglia di vedere questa città che cambia, non può essere sempre così la situazione. Noi pensiamo che se ci mettiamo noi in gioco come cittadini, anche l'amministrazione vede, diciamo, il nostro impegno e come sempre c'è stata veramente sempre d'aiuto, sempre al nostro fianco. Di qui un appello rivolto a tutti i cittadini. Chi volesse venire con noi appunto e darci una mano può rivolgersi qui all'edicola di fronte al vecchio ospedale, l'ex ospedale, dal signor Mario, e può lasciare lì nominativo un numero di telefono, dopodiché verranno contattati e organizzeremo altre giornate per la pulizia appunto dei nostri parchi.